Una novità quest'anno, la sagra del melone giallo il 4 e 5 agosto con uno chef d'eccezione che arricchirà le serate con un menù sicuramente all'altezza e con tante novità. Sì, quest'anno la 19ª edizione della Sagra di Joppolo, all'interno della nostra estate ioppolese avremo l'onore dello chef di fama internazionale Rosario Matina, e quest'anno la nostra Sagra vorrà fare un salto di qualità, proprio presentandoci delle prelibatezze a base di melone giallo, che è il nostro prodotto tipico di Joppolo, e l'arricchiremo con il loro lavoro delle prelibatezze che ci faranno assaggiare il risotto a base di melone giallo, le aranginette con crema di melone giallo, i cannoli di ricotta con i canditi di melone giallo e alla fine un bicchiere di vino, il tocco per assaporare meglio. Bene, adesso io passo la parola, vi aspettiamo, anche perché all'interno di questa manifestazione abbiamo il piacere di ospitare anche l'equipe di Rosario Matina, di altri chef. Il 4 e il 5 agosto con piacere assaggeremo questo prelibato melone di Joppolo. Le novità del menù sono veramente tanti, abbiamo voluto lasciare il tradizionale risotto famoso comunque di Joppolo, ma cucinato in maniera diversa. Lo abbiamo abbinato, oltre al succulento melone, allo zafferano, che comunque questa è una terra che in primis, io mi ricordo che comunque già in altre manifestazioni di caratura internazionale come quella della cena solidale per la Croce Rossa monegasca organizzata dal principe Ranieri, io già in quei tempi avevo fatto un'arancina chiamata così la mia femmina arancina, dove all'interno c'era lo zafferano di Joppolo Giancazio, che comunque non è per caso, è stato sempre una cittadina che mi ha attratto per le sue specialità e del suo territorio che sa sempre dare. Oltre al risotto con il melone, quest'anno abbiamo abbinato dei quadrettucci di mortadella con il pistacchio della Valle del Platani e naturalmente il suo succolento melone che farà da cornice al piatto. Il piatto sarà curato nei minimi particolari, lo abbiamo reso gourmet, lo abbiamo elaborato in una maniera veramente elegante e delicata, e speriamo che sia accettato e che sia diciamo di buon gusto a tutti i nostri visitatori che ci verranno a trovare. Oltre a questo voglio ricordare anche un'altra casa che quest'anno saranno 4 le case, l'abbiamo battezzato così, le case del melone, che è quello del, non mi piace dire street food, ma il mangiare di strada, quello vero, quello siciliano, di un'arancinetta fatta con vellutata di melone e del tonno affumicato fatto da un'azienda realmente agrigentina. Ed ecco, per finire non mancherà il dessert, abbiamo fatto il cannolo siciliano, che comunque è l'emblema della nostra terra tutta, la Sicilia. Lo abbiamo fatto con la canditura del melone, che è stato veramente una cosa ardua e difficile, ma devo dire che non voglio creare un'aspettativa, ma a chi lo mangerà resterà veramente soddisfatto.